Il ponte riapre e viva il ponte! In tempo per il fine settimana la ditta che sta eseguendo il restauro del monumento nazionale rimuove le transenne e i bassanesi si riappropriano dello spazio calpestabile gettato come un abbraccio fra le due sponde della Brenta, con un sospiro di sollievo che conferma ancora una volta l'amore della gente per questo gioiello nello scrigno di meraviglie del Veneto. Qualcuno magari non ha neppure la necessità di oltrepassare il fiume, ma una passeggiata sulle vecchie lastre è un'emozione che di questi tempi va vissuta. Giusto il tempo di togliere le transenne e già decine di persone sono lì, come se aspettassero un vecchio amico. Anziani, famiglie, bambini, ciclisti subito richiamati a scendere dalle due ruote, professionisti e operai. Attorno al ponte la vita ricomincia ed è quasi una metafora di quel che ha nel cuore la gente di Bassano, del Veneto, del mondo. Superare l'ostacolo, tornare a vivere, guardare al domani da una prospettiva diversa. E chi ha appoggiato almeno una volta le mani sul legno del Ponte Vecchio, affacciandosi a guardare i contrafforti del Grappa e dell'altopiano, sa di cosa stiamo parlando. Ecco, il segreto del ponte è tutto qui. Non è di qualcuno, è di tutti, proprio perché è nel cuore di chi l'ha visto e vissuto. Della pavimentazione nuova, del calendario di eventi inaugurali inesistente, delle beghe politiche, di chi vuol mettere una bandierina sul ponte, parleremo un'altra volta. Oggi riapre il ponte. E viva il ponte!